Pochi istanti, un impatto frontale, poi solo il silenzio interrotto dalle sirene e dal rumore di Falco 2 atterrato in mezzo alla strada. Sono da poche passate le 8:30 quando al Boscon, lungo la statale 50 del Grappa e Passo Rolle, all'altezza dell'incrocio per San Fermo, una moto e una station wagon si scontrano frontalmente. Un urto devastante. In sella c'è Tommaso Pison, 46 anni, originario di Sospirolo. I soccorsi arrivano in pochi minuti. Dall'ospedale San Martino si alza in volo anche l'elicottero del SUEM 118, ma ogni tentativo è inutile. Per il motociclista non c'è nulla da fare. Sotto shock la conducente dell'auto, una donna bellunese di 73 anni trasferita al San Martino per accertamenti. Per oltre 3 ore la statale resta completamente chiusa, con pesanti ripercussioni sul traffico tra Belluno e Sedico. Le auto vengono deviate lungo la sinistra Piave, mentre sul posto arrivano e lavorano polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e personale ANAS. Spetterà ora agli agenti della stradale ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e chiarire cosa abbia provocato il tragico frontale. La notizia della morte di Tommaso Pison si diffonde rapidamente a Sospirolo e a Belluno, dove era molto conosciuto. Avvocato, lavorava alla VHV Italia Associazioni, già Valpiave Assicurazioni, come liquidatore danni. Faceva parte anche del direttivo del Centro Studi per la Montagna Sospirolese. Aveva appena comprato la moto, racconta con commozione il presidente Michele Schiocchet. Tommaso Pison lascia i genitori e un fratello.